Una grandissima emozione, anche perché so che è partita da loro, quando gli hanno chiesto a chi dedicare questo vostro spazio e loro hanno detto in coro Sammy. E per me è molto importante. Loro così giovani però hanno già capito la persona che è Sammy, quanto ha dato, lo spirito e tutto l'impegno che ha messo nella sua vita. Un parco giochi ad Anzano, frazione di Cappella Maggiore, il primo dedicato a Sammy Basso. A lui, che amava divertirsi, amava stare tra la gente. A volerlo sono stati proprio loro, i piccoli alunni della scuola elementare. Non cambierei una virgola della mia vita e so anche perché ho avuto la forza di prenderla per quella che è e renderla unica. Se i potenti della Terra capissero cosa significa lottare per la vita, credo non avrebbero il coraggio di fare la guerra. Sono i bambini a leggere le frasi che Sammy Basso amava ripetere, quei messaggi che voleva arrivassero al cuore. E così è stato, perché sono e rimarranno impressi in maniera indelebile. È un po' come risentire Sammy che le dice, perché erano le sue frasi e lui ci credeva moltissimo. Quindi un'emozione fortissima e veramente commovente. Sono stati bravi soprattutto per scegliere le frasi anche giuste. Poi i bambini hanno piantato un albero perché questo parco sarà uno spazio non solo per il divertimento, ma anche di riflessione. La cosa più bella è che questa intitolazione del parco giochi a Sammy è proprio stata decisa dai bambini che hanno colto il valore di Sammy, che l'hanno fatto proprio e hanno deciso di renderlo permanente con un segno che poi sarà sotto gli occhi di ognuno di noi ogni volta che verremo qui in questo parco. Presente anche il sindaco di Tezze sul Brenta, dove Sammy viveva. Sono stato felicissimo, ho accolto l'invito del sindaco di essere presente oggi con una giornata splendida e dei ragazzi meravigliosi che hanno recitato una delle espressioni di Sammy che sono veramente toccano il cuore. Abbiamo preparato per voi anche queste spillette che raffigurano il volto sorridente di Sammy. L'emozione della mamma e del papà di Sammy. Anche questo è un altro segno che sta vivendo ancora tantissimo in mezzo a noi, sta dando tantissimo ancora.